Ciao a tutti. Dopo la recente giocata e replay di On, torniamo al nostro solito lavoro, a registrare il replay di StarCraft. Questo è un replay che mi è stato mandato da Chromo, con cui ultimamente ho fatto delle partite. Vediamo un po' se lo troviamo. Eccolo qua. Ovviamente per legge di Murphy doveva per forza essere l'ultimo che andavo a controllare. Come di consueto, come tutti i replay che ricevo, non so come vanno a finire, e vediamo un po'. Tanto passiamo alle presentazioni. Come vediamo qua è pieno di Protoss, tutti Protoss tranne uno Zerg. Quindi abbiamo Chromo Protoss insieme al suo amico sardo Protoss contro un Protoss Istwin e un Tekken. Boh. Vediamo un po' a cosa aspirano questi giocatori. Ovviamente apertura pilone e fin lì chissà quale sarà il primo edificio costruito da un Protoss, chissà. Nel tempo in cui viene costruito un Overlord viene costruito un pilone. Pessimo utilizzo degli Overlord da parte di questo avversario, che evidentemente non sa che gli Overlord vanno utilizzati per un primo controllo delle zone d'ombre della mappa, anche perché contro una coppia di Protoss sarebbe possibile un attacco di piloni, che in questo caso lui non se ne renderebbe assolutamente conto. Ma vediamo che sta mandando una sonda in scouting, un drone con del minerale in bocca. Avrebbe potuto depositarlo prima di partire, ma vabbè, queste sono finezze da professionisti. Intanto qua c'è una sondina di sardo che sta andando a fare la stessa cosa. Vedo che c'è in costruzione già una pozza germinale, vari portali, una forgia per l'avversario rosso, quel che l'era. Vediamo il drone che passa, vede tutto sa e tutto vede. Qua la sonda probabilmente riuscirà nello stesso scopo, sì, infatti. Drone che continua la passeggiata, non molla per continuare ad aver visione. Intanto qua si deposita il centro cibernetico, il drone va a controllare anche sardo. Qua la sonda evidentemente si accontenta di ciò che ha visto. Zerg che a differenza mia non punta una fast exp, siamo già a 18 su 18 per lui, ha in produzione una regina, ha già fatto la pozza germinale, mi sembrerebbe il momento migliore per fare un'espansione, ma lui non la pensa come me. Nel frattempo l'avversario Protoss ha costruito appunto la forgia, come avevamo detto, e ora sta andando anche lui di centro cibernetico terminato, portale. Qua cosa c'è? Doppio portale solo ora il centro cibernetico, vabbè. Comunque pressa poco stanno facendo un po' tutte le stesse cose. Vediamo che qua c'è il Vespene, qua addirittura secondo Vespene per Chromo, anche qua doppio Vespene per lo Zerg, altrettanto doppio Vespene. Vediamo che tutti si sono portati avanti nel costruirli, ma non per forza li stanno utilizzando, vabbè. Ricordiamo che per lo Zerg comunque è un costo apparentemente basso, anche se poi vabbè bisogna sommare il costo del drone. Io fo immortali, va bene. Fai molto, sì. Ricordiamo che qua poi il calcolo, almeno c'è una diatriba in corso riguardo vantaggi e svantaggi della cosa, per il fatto che costruire edifici per gli Zerg costa il drone che si sacrifica. Quindi è vero che 35 più 50 fa 75, quindi costa come per le altre razze, ma bisogna anche dire che il drone, una volta sacrificato, non produrrà risorse, quindi oltre al danno c'è anche un lucro cessante, per dirla in termini legali. C'è un danno emergente per la perdita del drone, ma c'è anche un lucro cessante per la sua non più produttività, e quindi insomma penso che sarebbe dovuto costare meno. Approssimiamo a un 30-25 invece di un 35. Comunque vediamo cosa sta succedendo. Smettiamo con queste psicoanalisi cazzute da cerebrate che non sanno cosa fare. Ma vabbè ragazzi, all'inizio del replay è sempre così, sei lì che ti guardi in giro, non sai neanche che cosa commentare, ti perdi nella dialettica.
Qui errore di Chromo che non sta cronobustando la ricerca del portale dimensionale, cosa che tutti i Protoss altrettanto. Vediamo se di qua nemmeno... No, qua è già stata completata, quindi probabilmente ci sarà stato il chronoboost. Torrette per lui, canoni fotonici nel momento che aveva fatto la forgia. Qua vediamo che c'era un'apertura a Zerglin, che non sono stati fatti incremento metabolico, quindi Vespene tenuto per l'apertura in Blatte che se poi Chromo si terrà a quanto detto, cioè andrà ad immortali, Blatte che verranno devastate, perché l'immortale ora non ricordo esattamente se ha dei bonus sui corazzati, ma ricordo bene che è un ottimo counter, se non il migliore, contro la Blata. Intanto l'avversario sta facendo Stalker e Zealot, è piuttosto lento sulla produzione visto che ha speso in torrette e ricerche, ecco una buona cosa. Vediamo se qualcuno sta facendo ricerche. No, vabbè, ovvio, perché non hanno fatto forge, quindi solo ora ecco apparire la forge, un'altra fabbrica robotica. Portale stellare per l'avversario Protoss, che per ora è un ottimo counter visto che ci sono soltanto Sentry e Stalker che possono counterare unità volanti, mentre lo Zerg ha deciso di passare a Hydralisk, anche lui probabilmente teme qualcosa di aereo e con Blatte e Zerglin sicuramente non si potrà difendere. Più che altro pessima partita dello Zerg, che va bene non fare la fast exp, sono punti di vista, ma all'8º minuto e mezzo non avere una seconda base, o addirittura in certi casi non avere nemmeno la terza, ma in questo caso direi non avere la prima è quantomeno ridicolo. Dov'è la regina? Me la sono un attimino persa. Ah, eccola qua. Sì, beh certo, ora stai controllando la zona di buio, ma io ti consiglierei di espandere il creep all'esterno, sai com'è. Intanto qua vediamo che si stanno preparando degli eserciti. Qua continuano le ricerche, solo Stalker, Zealot e le prime lance del vuoto. Altri portali, c'è un sì alla domanda attacchiamo, quindi probabilmente allora vedremo il primo spargimento di sangue. Non sono utilizzati le torri Xel'Naga, che comunque ricordiamo sono fondamentali, almeno mandateci uno Zergling, mandateci uno Zelota, mandateci insomma un sacrificabile che però vi permetta di vedere se gli avversari stanno per attaccare. Qui cosa sta succedendo? No dai, non puoi non aver fatto gli aculi no beh dai, cioè sei proprio un pagliacissimo. Abbiamo uno Zerg pagliacissimo, questa è la mia conclusione da Zerg. Non posso permettermi di giudicare in materia Terran e Protoss, ma in materia Zerg lasciatemelo dire, è un pagliacissimo. Ora sono curioso di vedere come verranno utilizzate queste sentry, se ci sarà un buon utilizzo, una buona micro, o se ci sarà un attacco gorilla della serie vi distruggo tutto quello che trovo. Bene, come speravo c'è stato un utilizzo da parte delle sentry. Purtroppo vabbè, qua comunque è un esercito di ranged, perché tra Roach e Hydralisk non è stato particolarmente utile l'utilizzo dei campi di forza. Vediamo che qua c'è un macello. Ecco, prima stavo per dire sarebbe stato più corretto mettere in prima linea, intanto vediamo che la lancia del vuoto giustamente attacca la sentry, sarebbe stato più corretto mettere in prima linea gli Zealot e gli Stalker e le sentry alle spalle, così avrebbero preso loro le prime mazzate facendo da scudo agli Stalker che invece hanno subito gli attacchi dei primi Zergling. Beh, qua potrebbe anche provare a difendere, tanto morire per morire, ecco, fantastico, morire per morire, almeno vendicare la pelle. Già, e soprattutto rallenti l'avanzata del nemico. Ora sono proprio curioso di vedere come countereranno questa aggressione e risposta degli avversari. Beh, si stanno sfoderando svariati Stalker, anzi direi solo Stalker che contro le... ah, anche un immortale, ottimo, che però purtroppo andando in prima linea si è fatto rapidamente asfaltare. Stalker che distruggono le lance del vuoto e se la giocano credo abbastanza alla pari con l'Hydralisk, non lo so. Se non ricordo male avevo fatto degli esperimenti a riguardo. Sostanzialmente il problema dell'Hydralisk era che è fragile mentre lo Stalker è corazzato, ma a livello di DPS siamo lì, se la giocano. Anzi guarda, per curiosità controllo subito, questo fa 10 danni mentre l'Hydralisk ne fa 12. Sì, ecco, l'Hydralisk fa leggermente più danno ma lo Stalker è più corazzato, quindi sono abbastanza simili. Stalker che invece stravince contro la Roach, che fa 16 danni ma ha una portata ridotta, colpisce lentamente, bla bla bla. Ah giusto, volevo vedere quella cosa dell'Immortal, fatemi vedere.
contro corazza 50, eccolo qua, infatti ricordavo bene, contro le rocce gli Immortal sono veramente devastanti, cioè fanno 20 di danno normalmente, contro una roccia ne fanno 50, cioè è uno sfascio. Considerando povera roccia che ha 145 di vita, direi che in pratica in 3 colpi muore. Cosa succede? Go, hai sempre poche probe? Cosa sono le probe? Vabbè, lo scopriremo solo vivendo. Oh, finalmente qualcuno si ricorda che in questo gioco è lecito fare espansioni. Ah no, perdonatemi, ce n'era anche una da parte di Sardo. Non diamo tutti i meriti agli avversari. Comunque insomma ragazzi, vergognatevi, siamo al 14° minuto e solo ora vedo le prime 2 espansioni. E soprattutto torniamo dal pagliaccissimo Zerg che non ha fatto ancora un'espansione, cioè sta aspettando che i Protoss gli spieghino come si fa. Inoltre non sta espandendo il creep all'esterno della sua base, le idralische sono molto lente, ne hanno bisogno. Vediamo se almeno ha fatto la ricerca. Non ha ancora fatto gli Akure scanalati, non ha fatto ricerche nemmeno per le rocce, non ha fatto nemmeno il rintanamento. Cioè, cosa ha fatto? Cominciamo a farci questa domanda. Vabbè, meno male che ha un compagno Protoss che ha un minimo di sale in zucca, come direbbero i nostri nonni. Perché cavolo, ho appena utilizzato un modo di dire alquanto obsoleto, sale in zucca, vabbè. Seconda base anche per Cromo. Vediamo se sta facendo ricerche, sì. Vediamo ricerche per il Sardo. No, ne ha fatta una, non ne sta più facendo. Seconda espansione per lo Zerg, che per ultimo ha deciso di degnarsi di fare qualcosa. Lanci del vuoto anche da parte del Sardo, che ormai per noi non è più Sardo ma è il Sardo, e vediamo che di nuovo manda gli Stalker in avanscoperta con dietro gli Immortali e gli Zealot. Qui rimangono degli Stalker a copertura di Cromo per l'avanzata dell'avversario rosso, e qui intanto lascia da soli degli Immortali. Vabbè, questo Immortale è un po' sprecato contro quel tentacolo e di nuovo contro un altro tentacolo. Sarebbe stato meglio micrarlo contro le rocce, ma vabbè, si è sacrificato per la patria distruggendo il tentacolo. Zerg che è riuscito miracolosamente a salvarsi, un bestemmio, ma cazzo, attenzione, di Sardo, e niente, sì, vediamo che questa volta il pagliaccio, non so bene come, non so bene perché, è riuscito a produrre abbastanza e a salvarsi. Beh, direi difetto degli avversari che comunque stanno producendo Mass Stalker e basta. Avrebbero dovuto fare di nuovo altre sentry o fare altri potenziamenti più immortali, comunque degli Zealot che magari con una bella carica andando in corpo a corpo alle Hydralische avrebbero avuto il loro bel risultato. Qui vediamo play block per l'avversario Protoss che ecco si sta risvegliando, continua su Stalker, lancia del vuoto, doppio porto stellare, stavo per dire spazio porto, dopo sporto stellare per lui, tanto l'altra fare abbiamo perso. Li vedo piuttosto inquietati, allora se la stanno gufando, hanno paura, c'è odore di paura, attenzione. Tanto continua la produzione di immortali. Per accelerarla io Cromo ti suggerirei di fare una doppia fabbrica robotica e sicuramente usare il Chrono Boost. Nel frattempo ecco, concilio cibernetico per l'avversario, io l'avrei suggerito per i nostri amici, perché ricordiamo che tifo ovviamente per chi mi manda il video, quindi forza Cromo, forza Sardo. Dovreste fare anche voi un bel concilio del crepuscolo per il blink degli Stalker, visto che li state usando, secondo me per una carica degli Zealot che potrebbero sortire dei buoni effetti. Intanto qua sto guardando cosa fa la sonda del Sardo, a parte farsi colpire, va bene, sopravvissuta al pelo, si accorge qui di essere osservato, ma vabbè, non può farci niente. Zerg che sta producendo massivo, sai, si sa che gli Zerg vanno di Arras, che producono eserciti infiniti, no, poi soprattutto attenzione, cioè questi biotumori piazzati così in linea sul confine, ma penso che questo Zerg più che un pagliaccio sia un arredatore, sì, ecco, lui fa l'arredatore di interni, si mette qui, dice ma mettiamo un bel... Ah no, credo di aver capito dov'è la demenza di costui. Non sa che i biotumori si possono autoriprodurre, cioè questi sono tutti i primi biotumori, lui per fare il biotumore manda la regina a fare il biotumore, cioè alla faccia del pagliaccio.
Mi fa piacere notare che Sardo si è dato alla fanteria, non so se gli farà ricerche, cariche o cose, però almeno sarà lì in prima linea per stare Idralische.